Con uncinetto numero 7 salto la prima fila di forellini, entro nel secondo foro con il mio uncinetto e inizio a lavorare al mio arcobaleno facendo delle maglie bassissime tutte attorno. Arrivata in fondo al lavoro, taglio il filo, faccio passare la codina nel penultimo foro e la fermo nel retro. Nell'ultima fila di forellini creo delle piccole nappine tagliando dei nastrini di 20 cm. Piegandoli a metà, li faccio passare entrando dal retro dell'arcobaleno. Quando si crea l'asola, faccio passare le due estremità del filo al suo interno, sistemo il filo e creo due nodini per rendere la nappina più graziosa. Potete personalizzare il lavoro con colla a caldo e una bella tag di legno.